chiuso, anche se è un'osservazione che stiamo facendo anche noi, per la piacevolezza di beva che abbiamo voluto avere durante una cena, qualche grado in meno sarebbe stato perfetto. Complimenti al programma. Proseguiamo con il quarto vino, e si stiamo a Treviso, con un Mandoni. L'azienda è C8 e viene a parlare Francesco Cirotto. Buongiorno a tutti, sono molto contento, veramente emozionato di essere qui con AS Veneto, che mi ha dato la possibilità di far conoscere in maniera giusta il Manzoni bianco. 15 anni fa mi sono innamorato di questo vitigno, non ho più visto altro al di fuori di lui. Mi ha dato la possibilità di fare questo bianco, nel caso del 2016 è stata un'evoluzione naturale del vigneto e l'esperienza anche in cantina per poter comunque arrivare a questi livelli. La località c'entra molto, chiaramente, oltre il vitigno c'entra molto anche la zona di produzione. È a Costalunga, è l'ultima fascia collinare prima delle prealpi dolomitiche ed ha una composizione del terreno che è meravigliosa perché sono argille marine in alta collina, quindi non è di rado, non si trovano comunque anche fossili marini. A 350 metri d'altezza dà questa caratteristica comunque di sapidità importante, unendo chiaramente anche la parte aromatica dell'altra collina. Piccola nota al di fuori di questo bianco fermo, al di là del fatto che comunque è un bianco che dura senza problemi 5-6 anni in bottiglia, per cui ha una concezione già in vigneto comunque di predisporre il vino nel tempo. Non è sicuramente un vino che dà tutto il primo anno, anzi solitamente noi facciamo un fermo bottiglia di un anno e poi lo mettiamo in commercio. Il Manzoni è talmente variegato e talmente potente che, apro e chiudo parentesi, ci permette di fare anche un bellissimo metodo classico, che comunque non è qui oggi, però al fiere di tutto il nostro lavoro oggi è il nostro Costalunga 2016. Questo è il vino, poi le note di degustazione le lascio ai sommelier e spero che vi piaccia. Buongiorno. Grazie Giulio.